Ciao, sono Marco Lis, da circa 30 anni sono DJ e produttore e benvenuti nel mio studio a Vittorio Veneto. Mi sono sempre ispirato alla musica house, la primissima musica house, quindi quella di Chicago, fine anni 80, quindi dall'87 all'89. Anche nelle mie recenti produzioni ho cercato di aggiungere quel tipo di suono un po' sporco, old school, e mi sono sempre piaciuti artisti come Lee Lewis, tra l'altro riconoscibile anche dalla cover che ho fatto qualche anno fa, The Story Continues. E comunque ascolto sempre artisti contemporanei, cerco sempre di cogliere ciò che di bello e di buono c'è attualmente. Ho cominciato a fare musica agli inizi degli anni 90, il primo disco è uscito nel 91 e poi con l'esperienza comunque capisci come lavorare, le cose da fare e le cose da non fare. Inizialmente i primi anni magari ero un po' più dispersivo come produzioni, potevo fare un pezzo che house piuttosto che un pezzo techno e un altro che poteva essere trance, quindi magari più difficilmente identificabile. Poi con gli anni, arrivando poi ad essere riconosciuto a livello internazionale, ho capito che è meglio avere un proprio genere, essere identificabili, perché è quello che poi ti fa conoscere diciamo nel mondo. Quindi essere identificabile, far sapere che quando c'è un mio disco la gente possa capire che è mio, anche se non sa che, voglio dire, che l'ho fatto io. Quindi affinare la tecnica, affinare il suono finché sia riconoscibile. Questo è un consiglio che mi sento di dare ai produttori che vogliono cominciare questo lavoro. Collaborazioni negli anni ne ho fatte veramente tante, l'ultima in ordine di tempo è quella con Lee Cabrera, il pezzo Rip che è uscito da poco. Quella che però ricordo con più piacere è sicuramente quella con Chris Lake. Ci siamo conosciuti nel 2007, lui abitava ancora a Londra, contattato io per ringraziarlo perché era stato uno dei primi a passare un mio pezzo sulla BBC One, e da lì siamo diventati amici, abbiamo cominciato a collaborare. La prima uscita che abbiamo fatto assieme fu Violins e la seconda fu La Tromba, che è quello che ha avuto alla fine più successo, e da lì poi l'idea di fare un album assieme, quindi c'è stato un periodo piuttosto lungo, insomma di 6-7 mesi, dove viaggiavamo, io andavo a Londra, lui veniva qua in Italia nel mio studio a fare quest'album, quindi sì, è stato un periodo veramente bello della mia vita, diciamo, professionale. Ho cominciato come DJ nell'88-89, giovanissimo, qualche anno dopo come produttore, ma come DJ in tutti questi anni fino al 2009 ho sempre suonato in diciamo club, discoteche locali. Il salto a livello internazionale è avvenuto nel 2009, circa appunto con il disco La Tromba, dove sono entrato in un'agenzia di booking inglese e da lì ho cominciato a fare serate in giro per il mondo, suonando nei locali più importanti, più famosi, quindi un'emozione incredibile. Mi ricordo che la primissima esperienza oltreoceano è stata a San Francisco e in Canada, poi ho suonato in Inghilterra al Minister of Sound, a Bali al Coup d'Etat, a Ibiza all'Ushuaia e fino all'ultima serata in ordine di tempo al Printworks con Fisher. Quelle che ricordo con più piacere sono sicuramente quella a Miami, in una crociera che si chiama Groove Cruise, una crociera di 4 giorni dove 24 ore al giorno c'è sempre musica, ci sono 70 DJ che suonano, e lì è stato da pelle d'oca perché il mio set è stato all'alba in navigazione sul punto più alto della nave, un'atmosfera veramente incredibile, quella la ricordo veramente con piacere. Un'altra è stata l'Ushuaia a Ibiza, fui chiamato da Axwell e Ingrosso per la loro festa a suonare, e anche lì suonare davanti penso a 5.000 persone è stata una cosa incredibile. E l'ultima in ordine di tempo è stata quella al Printworks a Londra, stupenda per due motivi. Primo, per
perché appunto chiamato da Fisher a suonare alla sua festa davanti a 8.000 persone, e poi perché dopo quasi 2 anni di lockdown è stata una boccata d'ossigeno incredibile, sembrava di essere tornati a prima del 2019, quindi veramente una sensazione da brivido. Mi trovate su Spotify, cercate Marco Lees, su YouTube, su Facebook, su Instagram, Twitter, sul mio sito www.marcolees.com e su Google digitando Marco Lees.